Tanti, ma anche del calcio professionistico per tutta questa settimana. Parte domani la fase finale della UEFA Regions Cup 2013, sarà proprio qui a Padova e vediamo di capire di più di cosa si tratta nel servizio. L'edizione è l'8ª e 8 sono le squadre partecipanti suddivise in 2 gironi. Si accendono domani pomeriggio alle 17:30 i riflettori sulla fase finale della UEFA Regions Cup 2013, competizione riservata alle rappresentative di calcio dilettanti da tutta Europa, in programma fino al 29 giugno. A darsi battaglia negli stadi di Monte Ortone, Este, Piove di Sacco e Bagnoli di Sopra, il Veneto per l'Italia, inserito nel girone A insieme alle rappresentative di Nord Irlanda, Azerbaigian e Ungheria, e le squadre di Bielorussia, Spagna, Russia e Bulgaria nel gruppo B. Ad inaugurare la presentazione ufficiale stamattina al Grand Hotel Terme di Montegrotto, il presidente del Comitato regionale Veneto Giuseppe Ruzza, in prima linea nell'organizzazione dell'evento. Questa è l'unica manifestazione dedicata al dilettantismo, c'è l'Under 17, 21, proprio i puri dilettanti. Quindi questo è anche bello. Non vediamo l'ora di partire, anche perché se partiamo, ripeto, insomma, speriamo di andare a vedere qualche partita di calcio, perché noi siamo calciofili oltretutto. Insomma. Io rappresento il comitato essendo il direttore della manifestazione. È sicuramente un onore, ma è soprattutto, ve lo assicuro, un onere. Noi siamo qua da tanto tempo e trascuriamo il nostro lavoro per questa attività. Ad aprire le danze al campo di Abano Terme proprio la rappresentativa veneta contro l'Irlanda del Nord. L'allenatore Fabrizio Toniutto, che lavora da 13 anni in rappresentativa veneta e ha fatto la trafila partendo da tutte le categorie giovanili, ha sostituito alla guida della squadra Loris Bodo nel 2012. Garantisce massimo impegno e spirito di sacrificio da parte dei suoi ragazzi. Il gruppo arriva con grande convinzione di far bene, ci siamo preparati al meglio nonostante le difficoltà, diciamo, del periodo di fine campionato, però i ragazzi sono convintissimi e molto carichi. Abbiamo qualità e cercheremo di metterle in campo con tutte le nostre forze, questo è un po' l'obiettivo. Ci racconta un po' la vostra qualificazione, com'è stata, che tappe avete vissuto, come le avete vissute e contro chi? Beh, la qualificazione è stata un'esperienza bellissima, abbiamo avuto, diciamo, le prime 2 partite un po' più facili con Estonia e Finlandia e poi sostanzialmente lo scontro diretto con la Polonia è stata una vera battaglia in cui siamo riusciti a vincere e ci siamo qualificati in modo brillante. Per il Veneto l'occasione è ghiotta, è l'unica squadra partecipante a poter conquistare il suo secondo titolo, dopo quello portato a casa nel 1999. E allora, una volta di più, Forza Italia, Forza Veneto, che la vittoria sia con te. E tra l'altro proprio sabato prossimo, nella giornata conclusiva di questa competizione, potrebbe essere presente a Padova il presidente appunto dell'UEFA, Michel Platini, o un suo delegato, quindi insomma potrebbe essere davvero una giornata storica per Padova, oltre che per questo torneo, per questa straordinaria presenza. È tutto, direi che la linea può tornare al TG Cronaca e noi ci vediamo domani. Arrivederci.